Questo è un episodio extra di Via della Stamperia. Oggi chiacchieriamo con Roberta Feoli De Lucia e Silvana Gaspari di Preistoria, un progetto artistico che esplora l'inquinamento da PFAS in Veneto e ci invita a riflettere su ciò che resta e su cosa possiamo ancora cambiare. Buon ascolto! Volevo fare questa chiacchierata perché questo progetto mi ha incuriosito. Mi ha incuriosito perché avete deciso di usare la grafica d'arte come strumento di attivismo, che non è una cosa così frequente. Sicuramente non siete le prime e non sarete manco le ultime, però è interessante questo aspetto. Quindi volevo approfondire un attimo il discorso del progetto, come è nato, come lo avete sviluppato e organizzato, ma soprattutto mi incuriosiva questa scelta, perché è una cosa più tipica di qualsiasi altra forma d'arte ti venga in mente, no? Noi abbiamo un po' questa sindrome dell'impostore, noi incisori stampatori, che la grafica d'arte artigianato, a volte è arte, ancora non ci siamo ben localizzati. I francesi hanno risolto con artigianato artistico e lo trovo una scelta molto furba che ti permette di passare da una cosa all'altra, però questa cosa che avete fatto è anche un modo per dire la grafica è una forma d'arte e come tale noi la usiamo come strumento. Allora, io ti direi intanto che per conoscere il progetto Preistoria e da dove è nato, queste sono parole di Silvana, perché è tutta colpa sua. Nel senso che è lei la mia... come posso definirla ormai Silvana? Perché è da anni che collaboriamo e ogni tanto nasce un progetto da un'idea sua assolutamente, perché o trova un luogo magico, o trova una storia assurda e ha bisogno di me come... appoggio psicofisico, morale, artistico per far sì che tutto questo prenda un'altra forma, e quindi anche per Preistoria si inizia da Silvana per me. È un'idea che sta girando nella nostra testa da qualche anno in seguito a una esigenza che avevo sentito. Noi siamo veneti, abitiamo o comunque abitiamo in un luogo che ci ospita, che è il Veneto, e nello specifico io arrivo dal sud della provincia di Vicenza, e che è Preistoria, ecco, questa forse va anticipato. Preistoria è un progetto che si lega al problema dei FAS nel Veneto, che sono appunto queste sostanze, sono delle sostanze chimiche inodori, incolori, che contaminano le acque. E il problema è scoppiato nella zona industriale di Trissino, intorno alla Miteni, di cui poi è stato fatto il processo con, insomma, è venuto poi alla luce il problema. Però diremo che il problema, diremo, legale è venuto alla luce, ma il problema concreto continua a esistere, ed è l'acqua sostanzialmente che poi viene fatta anche defluire nel sud della provincia, che è la zona agricola, che è diremo la zona che mi ha dato i natali, ecco, la terra del mio sangue, io la chiamo, e che mi ha nutrita e mi ha abbeverata. Quindi io ho dentro questo di me, questo come dire, questo richiamo a occuparmi del problema, che è un richiamo concreto. In una terra che è il sud della provincia, che è terracqua, cioè ai confini tra la terra e l'acqua, che poi scivola verso la laguna, terre ricche comunque d'acqua. E niente, il problema dei FAS riguarda probabilmente non solo, come sta uscendo adesso, il Vicentino, ma riguarda insomma tutte le aree industriali. I FAS vengono utilizzati, come credo si sappia ormai, per rendere impermeabili qualsiasi, dai tessuti alle pentole, qualsiasi cosa diremo che noi indossiamo o che utilizziamo, oggetto
che sia appunto idrorepellente, prevede l'uso dei FAS. Quindi lì c'è l'industria conciaria, Nord e tutto ciò che usa questo prodotto chimico. Al di là, diremo, della premessa che va fatta, la mia spinta nasce, che poi insomma mi ha spinto a chiedere a Roberta così, se aveva voglia di mettersi in questo viaggio, è all'inizio una sorta di percorso lirico nelle terre contaminate, cioè non una denuncia politica, se vuoi, ma una denuncia di carattere artistico, poetico, ecco. E abbiamo incontrato persone che ci hanno aiutate in questo viaggio, ci hanno dato anche gli strumenti conoscitivi per poi poter impostare un percorso artistico e noi ci siamo incontrate, siamo in 7, ben motivati, tutti artisti veneti, cioè ci sono artisti che proprio insomma fanno quello di mestiere anche, quindi e ci siamo incontrati in diversi covi d'artista, cioè abbiamo sentito che in qualche modo questo progetto aveva un alimento sotterraneo, no? Aveva bisogno di un covo, di un luogo protetto dove poter essere messo in atto. E passo dopo passo, covo dopo covo, ciascun artista ha messo a disposizione i suoi atelier, ci siamo incontrati un po' come un po' dei massoni, non so, cioè, lavoravamo in questo modo e poi siamo arrivati all'esposizione di giugno, no? In un luogo bellissimo e vai Roberta. Secondo me è importante dire, appunto, tu nominavi anche l'importanza dell'attivismo tramite la grafica e gli artisti che abbiamo coinvolto. Secondo me è importante dire che non tutti gli artisti ai quali abbiamo chiesto di partecipare se la sono sentita, perché appunto, come diceva Silvana, noi abbiamo provato a non essere politicizzanti o vittime di questa parola, ma solo narratori tramite la nostra arte, tramite quello che possiamo narrare, e quindi non tutti però se la sono sentita di prendere parte al progetto. Insomma, questa è una cosa che a me ha dato ancora più voglia di seguire e di farlo, perché se parli di certe cose, capito, c'è anche la prossima mostra, l'evento lì, ma poi c'è l'assessore, cioè c'è sempre questo piccolo mondo intorno a tutto ciò che riguarda anche poi l'arte, soprattutto, che è fatto di favori e favorini. A noi questa cosa non ci ha minimamente toccato, perché le nostre sono opere realizzate, e questo è un po' il controsenso poi della grafica, vorremmo dire, per essere distrutte. Allora il bello della grafica, della stampa, è questo superpotere dell'immortalizzazione, di stampare edizioni, più e più copie e distribuirle, e questa comunicazione cartacea che caratterizza il nostro lavoro. Mentre invece le stampe realizzate, non si tratta solo di stampe impressore, abbiamo chiesto agli artisti che hanno varie origini, dalla ceramica alla parola, all'installazione, all'etter per essere caratteri mobili, ma anche alla stampa d'arte, abbiamo chiesto di realizzare qualcosa che è un po' un controsenso, cioè qualcosa che verrà deturpato dal tempo espositivo. Quindi cosa accade? Abbiamo la stampa, abbiamo l'inchiostro su carta, abbiamo della stampa che diventa installazione, perché poi c'è questa tendenza che installazione sia quasi una parola che giustifica un atto, perché noi per stampa cosa diamo per scontato? Qualcosa di bidimensionale, incorniciato, messo al muro, carino, decorativo, molto medievale, oppure molto surrealista, cioè ci sono un po' di stereotipi anche nella grafica, chiaramente. Ecco, noi quelli li abbiamo saltati tutti nel momento in cui ciò che noi abbiamo stampato è strettamente legato a una problematica così grave, tra l'altro, perché parliamo di un qualcosa che non finisce adesso e durerà a lungo, ma abbiamo chiesto agli artisti proprio nella preistoria, prima della storia, di decidere da che parte stare, se raccontare una tragedia oscura o se immaginare un post, un qualcosa che possa essere una soluzione, non la soluzione al problema, ma visivamente e graficamente un immaginario che porti ad alta traduzione di questi eventi che si sono susseguiti prima degli anni 60 che si insegue questa problematica. In realtà adesso sembra quasi che stia spuntando di nuovo, e Preistoria cerca
non disperatamente, perché non c'è disperazione in questo, ma cerca di raccontare i fatti, anche perché c'è sempre un confronto con il pubblico necessario, non è una mostra dove metti l'opera e sta là. È una mostra in cui personalmente sulla mia stampa si può fare una cosa che normalmente farebbe rabbrividire. La mia stampa è a terra, tu ci puoi camminare sopra, tu ci devi camminare sopra. La mia stampa è un po' un tappetino di benvenuto in preistoria, adesso entra, puoi anche pulirti i piedi su questa stampa, che è una cosa che per un incisore penso proprio i brividi totali, cioè l'orrore, qual è l'incubo di un incisore? Che ci sia un'impronta sopra la carta bianca, figurati un'impronta di scarpa. E infatti per esasperare questa cosa la mia stampa è esposta con sopra proprio una plastica che richiama un po' anche la questione proprio del FAS, quindi fa ancora più paura perché tu non calpesteresti mai una stampa a terra. Sopra c'è una plastica, quindi è come se fosse protetta, allora quasi quasi la posso calpestare, non le faccio troppo male, però allo stesso tempo sembra un po' un corpo coperto, sai, un po' una Laura Palmer ritrovata nella plastica. E quindi il bello di questo tipo di grafica è mettere anche in dubbio il pubblico. Il pubblico è stato educato a pagare un biglietto e vedere l'incisione, che poi è sempre antica, perché l'incisione nel contemporaneo deve essere borse in serigrafia e locandine per gli eventi metal. Non so, cioè come questi piccoli mondi che disperatamente rientrano nella grafica e va benissimo perché così si diffonde anche ad età e livelli maggiori, però c'è anche un concetto della se è una grafica fine, se è un'incisione d'arte, me la devi incorniciare in oro, cioè sicuramente. Ecco, sulla mia, al prossimo evento di cui Preistoria sarà ospite, che sarà proprio a Vicenza città, che adesso è di nuovo alla ribalta perché si è scoperto oh là là, che la problematica è presente proprio nelle acque superficiale della città, ma non vi preoccupate, non nell'acqua che bevete, C'è sempre questo, capito, questo ditino che spunta ovunque che dice no, però tranquilli, nelle acque grigie, nere, fucsia, verdi, non ve la state bevendo. Ah, guarda, mi sento proprio tranquillo se me lo dice la stessa figura, in questo caso politica o altro, che sa perfettamente che il problema esiste da 30 anni. E c'è anche un po' questo concetto, secondo me, che è quello più spaventoso, come accennava Silvana, è una questione veneta che in realtà si rispecchia in tutte le regioni, in tutte le città in maniera diversa. Cambia il nome della problematica, cambia il nome degli effetti che causa, ma il fatto è sempre quello, questo silenzioso, ammutolito, mettere giù la testa e dire vabbè, ma è così, vabbè, ma è sempre stato così. Vabbè, ma non è che muori subito, perché poi il concetto è anche quello, capito? Si accumula questo male all'interno, ti segue per tutta la vita. E io, giustamente, parlando anche con Silvana e con gli altri artisti, Silvana ce l'ha nel sangue. Io ce l'ho nel sangue di mio figlio che è nato qui, quindi la mia visione è un po' mutata anche per questo. Io sono un ospite in Veneto, vivo qui, lavoro qui, ma sarò comunque un ospite. Sempre, però adesso ho un figlio e mi fa molto ridere che ci sono i pediatri che ti fanno bollire le verdure 45.000 ore per fargli il brodino dello svezzamento, senza pensare che l'acqua con cui gli fai la doccia, l'acqua in cui gioca, e nel caso l'acqua con cui scaldi poi la pasta da dargli è un'acqua che lo sta contaminando. E quindi siamo a tanti livelli di preoccupazione, a tanti livelli di narrazione. La grafica si mette ai piedi della gente, la stampa si inginocchia davanti al pubblico e dice fatemi ciò che volete, come state facendo di voi qualcosa. Non si sta combattendo, o meglio, ci sono tantissimi attivisti, gruppi organizzati, abbiamo le mamme no fas che sono delle agguerritissime. Noi abbiamo avuto l'onore di Alberto Peruffo, che ha appoggiato la nostra idea di preistoria, ha preso parte anche all'inaugurazione, alla ricerca e alla crescita del progetto, quindi noi abbiamo la fortuna di vedere intorno da sempre, da prima di noi, tanti che sono coinvolti. Noi possiamo farlo tramite appunto il nostro linguaggio preferito, che è quello delle arti. Sì, hai nominato Alberto Peruffo. Se vogliamo dire due parole, insomma, su Alberto Peruffo, secondo me sarebbe utile, perché magari non tutti lo conoscono.
Sì, beh, Alberto Peruffo mi permette, insomma, adesso si bisognerebbe chiamare lui, ma proprio due parole, è un attivista, lavora al centro, a Montecchio Maggiore, che poi è proprio il centro del problema, ed è la persona che in qualche modo fin dagli inizi ha messo in luce il problema e lo ha portato avanti, ha seguito tutti i processi e c'è un pool di avvocati, insomma, è gente seria che ci sta lavorando da molti anni e che è in collaborazione anche con altri attivisti americani, perché negli Stati Uniti c'è stato il medesimo problema prima che si manifestasse nel Veneto, per esempio, ok? Ed è un uomo che si occupa, mi verrebbe da dire, di politica attiva, ma politica nel vero senso del termine, cioè di attivismo da parte della cittadinanza che denuncia questo tipo di problema. Lui se ne occupa, ha scritto anche un libro che per esempio Non torneranno i prati, che raccoglie tutta la storia, no? L'iter da quando è iniziato, raccolta di documenti, è pieno di documentazione, di documenti di cui uno si può servire, insomma. E oltre a essere lui stesso un artista, quindi è intervenuto all'interno della operazione anche con un'azione artistica, una performance musicale. Ad Alberto Peruffo noi leghiamo, infatti uno degli artisti, perché insomma adesso nominiamo anche gli artisti, Paolo Celotto per esempio, che lavora con i caratteri mobili. Paolo Celotto ha accolto al balzo in un primissimo incontro che abbiamo fatto nel covo di Alberto l'opera e il lavoro fatto da Vitaliano Trevisan, che è un narratore, oggi non c'è più, però è un narratore che ha raccontato proprio il Vicentino, insomma il suo lavoro più importante è Works. E per esempio Paolo Celotto ha tradotto i sillabari di Trevisan che si ricollegano ai sillabari di Parise, li ha tradotti utilizzando i caratteri mobili su carta. E ad esempio ogni artista che ha partecipato ha usato il suo linguaggio, appunto. Quindi abbiamo Linda Riley che è una narratrice, un'autrice, ha tradotto però fisicamente in questa sorta di corpo ricoperto di parole che richiama la tuta da lavoro, perché noi parliamo di aziende che sanno perfettamente che i propri operai sono esposti in un certo modo e anche le loro famiglie a casa quando vanno a bersi il bicchiere d'acqua, quindi c'è un po' questa traduzione in parole fisiche dell'operaio. Abbiamo Massimo Spadari che ha fatto sì che un libro di plastica, pagine di plastica siano sommerse in acqua contaminata e visibili, capito, ed esposte, perché è importante vedere in che modo l'acqua poi agisca sulla superficie, quindi è proprio una piccola installazione illuminata. Poi abbiamo Manuela Simoncelli che ha realizzato delle meravigliose e danzanti e semoventi stampe che appunto sono esposte in maniera che il vento possa continuare a muoverle. C'è questo concetto del movimento unito alla stampa che è sempre molto elegante, per me è sempre molto interessante, e delle piccole figure danzanti come delle piccole ninfeacque poggiate su delle strutture. Ha costruito tutto proprio per creare questo tipo di installazione. Poi abbiamo addirittura la ceramica perché appunto questa acqua e questa terra che si impastano e creano queste grandi lune, moon base di Antonella Bigi, e poi c'è appunto la mia stampata che dicevo a terra, noi siamo qui, e poi c'è Silvana che ha tradotto in maniera alchemica un libro che lei aveva già scritto praticamente, una sua ricerca personale. Ha subito poi una riduzione, una trasformazione, è diventata fuoco e poi cenere, diciamo. E manca a farla apposta con l'esposizione veneziana, abbiamo avuto a disposizione un grande braciere antico in cui poter esporre poi
il risultato del lavoro artistico di Silvana. Tutto questo poi noi l'abbiamo un po' culminato, diciamo, in un lavoro di gruppo a più mani che è il nostro manifesto. Ecco, se ci vuoi dire come l'avete realizzato? Intanto ci siamo trovati in un covo, che in questo caso era il covo di Manuela Simoncelli, ok? Che è un incisore, anche lei, oltre che una illustratrice. Ci siamo trovati e ciascuno di noi aveva procurato per sé una piccola matrice di plexiglass, ok? Su cui siamo intervenuti con la punta secca. Roberta ci dava indicazioni, essendo Roberta poi anche una maestra una maestra incisore, ci ha dato indicazioni su come utilizzare quelle matrici piccoline che avevamo, e ciascuno di noi ha tradotto la propria idea per il manifesto sulla matrice. E dalla composizione delle diverse matrici è nato il manifesto della mostra. Ne abbiamo fatta una mini edizione, ciascuno di noi ne ha una copia, poi insomma i manifesti necessari invece per gli eventi che sono a parte. E poi è intervenuto Paolo, che si è occupato della parte, diremo, delle parole, ecco, quindi proprio della parola preistoria, covo d'artista. Quello è stato un lavoro portato avanti da Paolo nel suo covo, cioè nel suo atelier, nel luogo dove lavora, insieme a Manuela. Erano quel giorno in due a ultimare, diremo, il lavoro. È un lavoro monocromo fondamentalmente, con preistoria che invece campeggia in rosso fuoco. E quindi noi abbiamo il manifesto di presentazione del nostro lavoro che è un manifesto fatto a più mani, ecco, e manufatto. E adesso come si evolverà il progetto? Allora, adesso il prossimo passaggio, appunto, siamo all'interno del festival Spazi Insoliti nel Vicentino, che si occupa di rendere appunto spazi comuni e di semplice uso, diciamo, o inaspettati, appunto, renderli luoghi d'arte, luoghi dediti all'arte. È un festival in cui tanti volontari collaborano, è arrivato, mi sembra, alla 6ª edizione, non vorrei dire una sciocchezza, e la cosa divertente per me è che noi abbiamo avuto la prima esposizione in una casa d'artista, a casa di Matilde Dolcetti a Venezia, in questo luogo surreale, perché c'è il lampadario del Murano e il mobile del 600, però ci tenevamo che Preistoria iniziasse in casa. Non è una mostra adatta alle gallerie, non è una mostra che deve essere vista da un pubblico anche di acquirenti. Le nostre opere chiaramente non sono in vendita, anzi è una mostra che deve andare a casa, e quindi è stato a casa d'artista, e per Spazi Insoliti sarà in un luogo inaspettatissimo, che è praticamente il garage di un privato che mette a disposizione per la manifestazione questo luogo. E quindi cosa sarà? Questo evento sarà il 13 e il 14 di questo mese di settembre, e quindi il nostro gioco sarà anche un po' rendere uno spazio che è già uno spazio di famiglia, ed è già uno spazio che ha tante storie ed è tanto vissuto, anche un luogo dedito per la nostra preistoria, proprio a Vicenza, dove appunto ti dico adesso è un po' di nuovo in piedi la problematica, e quindi mai come adesso preistoria arriva a Vicenza. Prima che iniziassero gli articoli sul giornale noi già sapevamo che avremmo fatto questa esposizione, di cui sono molto contenta, e quindi andiamo in uno spazio insolito. E poi abbiamo una serie di altre manifestazioni ed esposizioni in programma, ma saranno limitate per una questione molto pratica. Come avevamo accennato all'inizio, le nostre opere sono state realizzate perché devono finire in qualche modo, o meglio, dovranno a un certo punto rinascere. Quindi quando per ogni manifestazione, ogni mostra, esposizione che facciamo, le nostre opere subiscono il pubblico, possono essere toccate, possono essere spostate, nel mio caso calpestate, e quindi stanno subendo ogni volta qualcosa che le rovinerà, che le cambierà, che le farà a pezzi, che le porterà ad altro. E il nostro scopo è, da quello che ne resterà,
con i tempi di ogni opera, perché ogni opera poi subisce il tempo e la gente in maniera diversa, realizzare poi dei libri d'artista. Quindi il bello poi sarà che Preistoria si trasformerà e cambierà e le stesse opere esposte saranno diverse, perché può darsi che la mia stampa non sopravviverà ad altre 2 esposizioni e quindi sarà già il momento per la mia di essere trasformata in qualcosa di completamente nuovo dalle mie mani e diventare un nuovo pezzo. Mentre invece, non so, i caratteri mobili subacquei, oserei dire, che Paolo Celotto ha realizzato, ha messo in esposizione, avranno molto più tempo, dovranno subire il tempo in maniera diversa. Ma il nostro scopo sarebbe far sì che, come sta avvenendo in queste acque che da decenni inquinano spirito, corpo e anima di una popolazione, così le nostre opere possano essere inquinate a loro volta da pubblico, tempo, spazio e intemperie. Bellissimo. Sentite, per chi volesse approfondire o partecipare agli eventi, come vi possono trovare? Noi abbiamo una pagina Facebook, perché siamo per tutte le età, e una pagina Instagram, perché siamo per tutte le età, nel senso che appunto proviamo ad aggiornare, scriviamo dei prossimi appuntamenti e quindi ci trovate come Preistoria Colore Artista e tramite queste pagine appunto riusciamo anche ad avere dei contatti diretti con chi è interessato a saperne di più, li rindirizziamo verso enti e autori, insomma, riguardanti il problema, perché poi appunto è diventato un qualcosa di molto diffuso, in tanti si stanno interessando, anche fuori dal Veneto chiaramente, come è evidente, della problematica, perché in qualche modo è una problematica che tocca tutti chiaramente, anche perché noi stiamo parlando del secondo bacino più grande d'Europa che è stato reso inutilizzabile, quindi non è solo un problema, vabbè, nel paesino dimenticato, nel nulla, nel Veneto c'è un problema, il secondo bacino più grande d'Europa è stato reso inutilizzabile, acque profonde, acque superficiali e le acque che arrivano poi in casa, insomma, quindi è a tanti livelli che la problematica è ampia, quindi io mi ritrovo anche con persone che mi chiedono ma che è sta storia, ma di cosa parlate, e quindi noi siamo anche un piccolo cavillo in più che può ridistribuire l'interesse verso poi chi sono i professionisti che si occupano della problematica e sanno narrarla in maniera tecnica. Noi ci teniamo a quella artistica. Mi pare giusto. Beh, siete state super esaustive, chiarissime. Io non ho altre domande. Se volete aggiungere qualcosa voi... È nato come viaggio, il viaggio continua, vediamo dove ci porta. La scommessa era preistoria, che è stato un termine su cui abbiamo ragionato e che ci ha permesso di dire, preistoria potrebbe essere che noi ci si trovi in un momento della storia che assomiglia, cioè il nostro atteggiamento, con tutto rispetto per gli uomini della preistoria, però sembra che insomma la civiltà si sia involuta piuttosto che evoluta, no? Cioè, quindi, o comunque abbia degli aspetti di involuzione. Quindi preistoria in senso negativo, cioè proprio l'atteggiamento dell'essere umano contemporaneo che si comporta come se non avesse tutti gli strumenti che la storia e la civiltà gli hanno fornito e che potrebbe portare anche alla distruzione, perché insomma ricordiamoci che l'acqua non è, cioè, è ciò che permette la vita, punto, chiuso insomma la faccenda. E quindi questo era un po' lo sguardo, la faccia nera, no, del problema. Dall'altro, come dire, anche il desiderio, mi verrebbe da dire, che l'umanità possa partire da qui, cioè da questa forma di preistoria, per andare verso la storia, cioè in qualche modo per andare verso la civiltà, quindi che sia un'occasione per l'essere umano per, come dire, riconoscere di essere un essere vivente. E quindi questa era la faccia bianca. Vediamo adesso anche nelle prossime evoluzioni che colore prenderà. Mi verrebbe da dire, al di là di noi che ci siamo dedicati a questo progetto, ci abbiamo messo il cuore, non abbiamo il cuore, permettetemi, non so che termine, vabbè. Cioè ci abbiamo messo
noi stessi, perché non abbiamo aiuti, non abbiamo sponsor, non abbiamo nulla, abbiamo solo la nostra volontà e abbiamo realizzato qualcosa a cui io auguro, perché non è per noi ma è per gli esseri umani, io auguro buon viaggio preistoria. Io penso solo che nella storia ci viene insegnato, mi collego a Silvana, quando sei a scuola ti insegnano che gli artisti raccontavano un po' i loro tempi in qualche modo, no? Noi quando pensiamo alle epoche storiche a livello poi artistico riconosci questo artista appartiene a quell'epoca per questo motivo e quant'altro. Per quanto riguarda proprio la grafica, quando è arrivata per esempio in Italia è stata usata subito per due cose, parliamo di taglio sul legno e quindi è usata per fare carte da gioco e santi, quindi bestemmie e madonne praticamente. Per me questo alla base spiega un po' anche tutto quello che poi siamo, un po' anche come italiani, sempre questo dualismo, queste due possibilità, non due facce, attenzione, due vite che possono convivere. E questi artisti in questo modo poi narravano quella che era la quotidianità dell'umano, se pagati dal Papa anche del Santo, e io cerco di insegnarlo questo. Io mi ritrovo spesso con artisti che fanno del bello, ma è un bello irreale, perché fra 100 anni quel bello racconterà nulla, non è una realtà bella e non stiamo vivendo una realtà bella, quindi ci si concentra su piccole battaglie, ognuno sceglie la sua battaglia, perché penso che per sopravvivere e sentirti umano hai bisogno di credere in una battaglia e nei tuoi mezzi per poterla non combattere ma sostenere. E la nostra, per quanto sono tempi in cui la parola battaglia è spaventosa, ma la nostra è dolce, la nostra è narrativa, la nostra è grafica e visiva, ma io credo davvero che gli artisti debbano raccontare il loro tempo. Io non dico che il pittore deve stare adesso qua a dipingere un'opera magna non so adesso sulla questione FAS e quant'altro, però credo che sia inconcepibile, soprattutto quando è una problematica così anche mirata a un territorio, che non si senta la necessità a livello artistico di dire la propria sull'argomento. Ripeto, sì, può essere spaventoso, puoi avere 1000 problemi per non farlo, però noi non ci siamo a questo tipo di routine artistica e io so che tra 100 anni qualcuno da qualche parte, se ancora esisteranno i computer, leggerà che è esistito il progetto Prestore e diceva cavolo, ti ricordi? Era il problema dei FAS. E fra 100 anni la soluzione potrebbe essere ti ricordi il problema dei FAS? Risolto, ti ricordi il problema dei FAS? C'è ancora, qualcuno aveva provato a parlarne in maniera artistica, insomma. Ci saranno chiaramente tanti altri che lo fanno e noi non siamo speciali, non siamo unici, però ci siamo incontrati e noi i 7 fortunati, abbiamo deciso di fare dei nostri atelier Covo e abbiamo deciso di condividere questo progetto comune, insomma. E già di questo penso ci sia una forma di potenza incredibile, quando più persone mettono insieme l'idea e fanno battaglia per questa, è già una forma di immortalità anche quella. Grazie per aver raccontato questo progetto e soprattutto per queste riflessioni che sono molto interessanti e penso che saranno anche utili a chi ascolterà. Grazie davvero. Grazie per averci ascoltate. Hai ascoltato Via della Stamperia, un podcast autoprodotto di Disgrafica Atelier. Musiche originali di Luca Burocchi.